È uno spettacolo con 40 artisti, non utilizziamo nessun tipo di animale, abbiamo tutti animali meccanici. È uno spettacolo da vedere. Qui a Mantova abbiamo ottenuto un buon successo e dopo ci sposteremo a Padova per un breve periodo di 3 settimane e poi faremo anche Mestre per altre 2 settimane. Abbiamo una grandissima piscina di 50.000 litri d'acqua dove i nostri artisti lavorano sia sulla penisola che in acqua della piscina. Uno spettacolo che bisogna vedere, è difficile spiegarlo. Abbiamo fatto l'Austria, la Slovacchia, la Romania, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, ora siamo di nuovo a casa nostra in Italia, riscuotendo successo in tutte le nazioni che abbiamo toccato. Veniteci a trovare numerosi a gustare questo bel spettacolo. Finalista di Italia's Got Talent 2012, è arrivato in finale fra i primi 8 finalisti. Una bellissima esperienza che rifarei altre 1000 volte, sono rimasto molto contento di essere arrivato in finale e mi è molto piaciuto. Tanta forza, tanto equilibrio, ma soprattutto tanta concentrazione, determinazione e duro allenamento. Tutti i giorni un'oretta e mezzo al giorno di ginnastica e mi divido fra gli spettacoli e le prove. Abbiamo una scuola del circo a Verona, che è l'Accademia Circense di Verona, per imparare tutte quelle che sono le discipline circensi che sono del circo. Una vita sempre in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, molto bello, visitiamo tante città. Un'occasione per vedersi tutte le belle città del mondo. Venite a trovarci che è uno spettacolo molto bello, molto innovativo, senza animali.